La crisi non è finita per me per niente, anzi ci siamo dentro fino al collo. Altro che finita, la crisi si sente ancora. Lo gridano a gran voce i lavoratori della CGIL del Veneto che hanno manifestato a Padova in occasione dello sciopero generale indetto in tutta Italia dal sindacato. Oltre 40.000 secondo gli organizzatori, per chiedere al governo aiuti concreti contro la crisi. Per la precarietà del lavoro e soprattutto per il fisco e perché ci siano più ridistribuzione per i lavoratori. Che si perdono posti di lavoro perché non c'è tutela dell'occupazione. In aiuto dei precari, in aiuto di quelli che sono in cassa integrazione, in aiuto anche per noi pensionati. Una manifestazione che arriva in un momento tutt'altro che facile, soprattutto a nord-est dove la crisi ha già fatto molte vittime. 13 persone che per effetto della crisi si sono suicidate. Lavoratori, artigiani, piccolissimi imprenditori, segnala un dramma grande. Come si fa a non vederlo? Due i cortei che hanno pacificamente invaso il centro di Padova. Accanto ai lavoratori sono scesi in piazza anche gli studenti per protestare contro i tagli alla scuola. Manca la carta per scrivere, manca la carta igienica, mancano i soldi per cose più gravi come riparare i muri, siamo al collasso. Insomma, per studenti, lavoratori, precari e pensionati bisogna intervenire subito. L'appello al governo è stato lanciato.